Padre Amorth avverte: la bestemmia attira maledizioni sulla propria famiglia e può portare alla morte prematura di un peccatore. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di un argomento come quello appunto della bestemmia, di cui si sono occupati vari sacerdoti esorcisti come Padre Amorth, Don Giuseppe Tommaselli ed altri. Ed è purtroppo un argomento di grande attualità, perché non so se a voi capita, però a me capita spessissimo sui mezzi pubblici, un po' ovunque, dappertutto, sentire persone che bestemmiano. E quindi bisogna assolutamente acquisire consapevolezza, oltre che pregare affinché queste cose non accadano più, accadano il meno possibile, acquisire consapevolezza di ciò a cui si va incontro bestemmiando attraverso le catechesi e le lezioni, insomma, gli insegnamenti che ci hanno lasciato i grandi esorcisti come Padre Amorth e Don Giuseppe Tommaselli e anche altri sacerdoti. In particolare Padre Amorth ha detto riguardo alla bestemmia: la bestemmia è l'urlo dell'inferno. Dire che la bestemmia è una gravissima offesa al nome di Dio è dare una definizione esatta, ma un po' fredda e arida, che non riesce a esprimere a sufficienza la drammaticità e la gravità mostruosa di questo fenomeno diabolico. La bestemmia è l'urlo rabbioso di Satana che esce dalla bocca di un uomo per cercare di sporcare la gloria di Dio. Santa Caterina ha definito il bestemmiatore un demonio incarnato. La bestemmia è il segno più palese dell'odio e del disprezzo verso Dio. Padre Amorth ha detto che stare a contatto con un bestemmiatore può influire su se stessi, sul lavoro e su tutto. Padre Tommaselli diceva che basta un bestemmiatore per rovinare una famiglia e una casa. Quando si sente una bestemmia si può rispondere con delle giagulatorie, ad esempio dire Gesù ti amo, Gesù ti amo. In questo caso chi ci rimette è il demonio, perché si rende conto che ad ogni bestemmia sente che un'altra persona dice 2 giaculatorie. Oppure piano piano continuare sempre a dire queste giaculatorie e continuare a riparare fino a che la persona senza neanche rendersene conto, si renderà conto che piano piano, insomma, vedrà che inizierà a bestemmiare sempre meno. E anche perché bestemmiando la persona crede di maledire Dio, in realtà maledice se stessa, perché la bestemmia cade sempre in testa a chi la pronuncia. Praticamente, ecco, è indispensabile, come si chiama, dice Padre Amorth, diventare consapevoli dei rischi della bestemmia. Il bestemmiatore, diceva Padre Amorth, è un folle, un insensato, e si tratta di persone che per continui gravi peccati, spesso mortali, sono diventati di fatto seguaci del demonio. E molto spesso accadono casi di morte improvvise che seguono le bestemmie, e persone che praticamente ci lasciano prima del previsto, che molto spesso si scopre che sono degli accaniti bestemmiatori. Chiaramente non tutti coloro che muoiono di morte prematura lo sono, però la bestemmia sicuramente contribuisce ad attirare maledizioni sulle vite delle persone. In riparazione si può usare la litania del Dio sia benedetto. Padre Gabriele Amorth racconta che 2 giovani fratelli ricorsero alle sue benedizioni, angustiati per malesseri di salute e per strani rumori in casa, da cui erano disturbati soprattutto a certe ore precise della notte.
Dopo aver dato loro la benedizione, padre Amorth notò delle lievi negatività e diede loro consigli opportuni circa la frequenza dei sacramenti, la preghiera intensa, l'uso dei 3 sacramenti, acqua, olio e sale esorcizzati, e invitò questi 2 fratelli a ritornare. Dall'interrogatorio risultò che questi inconvenienti erano incominciati da quando i loro genitori avevano deciso di prendere in casa il nonno rimasto solo. Era un uomo che bestemmiava in continuazione, imprecava e malediceva tutto e tutti. Il compianto padre Tommaselli diceva che talvolta bastava un bestemmiatore in casa per rovinare una famiglia con presenze diaboliche. Purtroppo questo caso ne era la prova. E molto spesso, infatti, il crollo della vita è dovuto proprio a una maledizione che ha le sue radici nella bestemmia. Nella famiglia la bestemmia attira maledizioni, scatenando contro di essa un vero e proprio inferno. E quindi la famiglia inizia a vivere all'insegna di un malessere generale, malessere materiale, malessere interiore di tutti i componenti, che anticipano una sorta di esperienza di quella che sarà poi la rovina eterna. La maledizione che la bestemmia attira sulla famiglia porta a dei gravi problemi di salute, malattie a volte inspiegabilmente e scientificamente senza guarigione, porta a litigi in famiglia come incomprensioni, incapacità di dialogo, urli di imprecazione, urli di maledizione, disperazione, sfiducia totale, diffidenza nei rapporti con sé e con gli altri, manifestazione di odio e di ira l'una contro l'altro, mancanza di lavoro, grossi problemi lavorativi, preoccupazioni, depressioni, portatori di abitudini nefaste e distruttive, uso di sostanze nocive, crisi economiche, situazioni familiari che a causa della maledizione attirata con le bestemmie peggiorano di giorno in giorno senza via di uscita, e portando la famiglia nella più totale disperazione e alla morte di ogni virtù. Alcune volte si può avere l'impressione dall'esterno che chi bestemmia abbia una vita decorosa, dignitosa da ogni punto di vista, sia economico che umano, però ci si rende subito conto di vedere come queste persone siano in preda ad un grande malessere, ad una grande disperazione e desolazione interiore. Cosa che si manifesta ad esempio quando certe persone che sono solite bestemmiare hanno atteggiamenti di collera improvvisa o di odio e di invidia e mostrano tutta la loro disumanità. Don Giuseppe Tommaselli diceva: il Signore tiene conto di tutto, dalle volte risponde alla bestemmia con qualche castigo individuale, una caduta, un infortunio sul lavoro, un lutto in famiglia, la casa che crolla, un incendio. Spesso trattiene la mano punitrice perché la moglie e i figli del bestemmiatore pregano e riparano. Alle volte manda un castigo collettivo, specialmente quando le bestemmie sono più esecrande e numerose. Siccome il flagello di Dio non giunge nell'atto della bestemmia, gli ignoranti o gli religiosi dicono: fenomeni di natura. È vero che è la natura che agisce, ma sempre in conformità ai voleri divini. Per parecchi mesi può succedere che non piova, ad esempio che il raccolto sia minimo, che un anno sia di completa siccità, ed ecco la fame. Mentre la campagna promette un ottimo raccolto, ecco una grande alluvione, tutto distrutto, gli alberi carichi di frutta guastata da una grandinata, oppure un violento ciclone che si scaglia anche sugli alberi. E chi ha fede mentre c'è un cataclisma o una forte perturbazione atmosferica prega e fa voti per placare la divinità, ed è proprio la preghiera umile e fervorosa che fa da contrappeso alla bestemmia che in questi ultimi 2 anni molto spesso si sono appunto effettuati per riparare a tutti quei disastri naturali che spesso sono stati attirati proprio dalle bestemmie, disastri naturali che spesso si configurano come castighi di Dio.
La bestemmia è il peccato più grave perché è l'insulto diretto al creatore e quindi i più grandi castighi che piombano sulla terra o nelle famiglie o nelle città sono da attribuirsi sicuramente alla bestemmia. Oltre a dire le litanie Dio sia benedetto, benedetto il tuo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, eccetera, eccetera, Padre Amort, ecco, alla fine dice appunto sempre di riparare dicendo Gesù ti amo e scambiarsi, cercare di benedire chi magari ci ha potuto maledire o chi tende ad imprecare, cercare di pregare Dio affinché perdoni colui che ha imprecato contro di lui, colui che ha maledetto Dio e noi che cerchiamo di riparare per quanto riguarda appunto fare una grande opera di penitenza e offrirsi al Signore anche per riparare non solo i propri peccati ma anche ai peccati degli altri, offerta che Padre Amort diceva essere molto gradita a Dio, l'offerta di riparazione per le bestemmie da farsi sotto forma di preghiere e di penitenze personali, magari di qualche rinuncia a qualcosa che ci piace.